Io ho sempre sentito la musica come una parte di me, già da quando ho iniziato a cantare le mie prime canzoni, a fare le mie prime cover. La musica mi ha accompagnato sempre nella mia vita e mi accompagna tuttora. Se io non ascolto la musica passo una giornata bruttissima, ho sempre bisogno di ascoltare la musica in ogni momento. Sono sempre tutti pronti a giudicare, è un concetto abituale. Io scrivo musica da circa 2 anni. Piano piano comincio a capire qual è il vero senso della scrittura e ho capito finalmente che ne ho bisogno e ogni esperienza che vivo ho bisogno di scriverla e di trasmetterla a chiunque. Per questo mi piace scrivere, mi piace suonare e mi piace cantare i miei sentimenti. Non è poi male. Le canzoni che ho scritto finora hanno un inizio particolare, nel senso che non c'è sempre un unico inizio, però ultimamente mi ispira a guardare delle foto che ho nel cellulare perché molte foto sono significative per me e quindi guardando quella foto scrivo qualsiasi pensiero che mi passa in testa e lo trasformo in un testo che poi diventa musica e diventa la mia nuova canzone. Ricordo ogni mattina alla finestra, vorrei bruciare ogni pensiero che c'è in testa perché ci sei te e più ti fai domande più non capirai. Sto scrivendo in questo momento una canzone, è una canzone a cui tengo molto perché in questo testo ho scritto tutti i pensieri che ogni giorno mi passano per la testa, ovvero si tratta di quello che io sento per una persona che è stata una persona importante nella mia vita e che lo è tuttora, solo che i sentimenti cambiano e voglio farglielo capire, nel senso buono ovviamente del termine. E in questo testo dico sinceramente tutto quello che provo, quello che mi ha fatto male, però anche quello che mi ha fatto molto bene. Progetti per il futuro ci sono tanti. Sicuramente ho intenzione di continuare il mio percorso musicale, soprattutto per quanto riguarda il songwriting e quindi le mie canzoni future e anche di approfondire di più la mia cultura musicale. Il mio sogno nel cassetto è quello di riuscire un giorno a sfondare nel mondo della musica come cantante. È un sogno che coltivo da molto tempo e spero con tutto il mio cuore che un giorno si possa realizzare. Troppe parole dette senza neanche la coscienza, ora di me puoi pure stare senza.